70, ma secondo me la dimostra se no. 36. Alle lettere atletico Cech, ma mia compagna di te. E tutte le volte che ti fai una rampa di scale che soffia per misura, va bene. Per forza, ha da te che i perfetti, qui singolo come spisate del cuore, agli atletici, perché la sera, quando i va a casa, i va del full frigo, i ve cosa che dite e dopo il palleggia dormire. Non te li scusate invece, quando va a casa la sera, a parte cosa che dite in dell'est e dopo va del full frigo. Alle singolo, per scelta lei. Sì, ma per scelta di fondo e mia per la sua discelta. Comunque te lo dico, mo, a me che asciugarlo lei, a me antipatico, alla vita, come il suo nonno, è una famiglia di antipatico. La toscena, raga più di anni, e la famiglia di amore muruso, e ti senti che è la colpa del Tom esterno. Vedi questa la mente mia, vedi che sei un grande un bravo uomo, ma pensa che la toscena, anzi, altro dolce, perché ricorda te che prima o dopo anche la Luisa avrà di fare un luce. E allora me che avreste fatto con te, Te fare un giro con quel parabiol del dottor Sangalli, che quando va in giro per il paese col telefonia, ha sempre la macchina del re, cosa galle del re, l'antenna del CSM, Banaccia di masse, mi dai direi che todo scende, mi daresta che te dopo da Ege. Ricorda bene Annibale, meglio un uovo oggi che una gallina domani. Che lei ci sia il calpero. Se, colpare, e statelle piuttosto a te mia, che ta che più la mano t'afferma, che tu te resti anche dovrà pure le sue lettere, che ta che le darà a fare l'otto. Però a proposito, Sono bello. ed è però perché la mia calenda te la moglie. Ma io faccio la barba adesso. Perché che avresti la mia lettera a me? E perché ieri lo comprò da me per fare sulla barba al tuo viaggio. E siccome lì fa il tempo bello, a godere dopo passare, e poi dopo che faccio anche il contrabbino. No, ascolta, c'ha papà di poco barba, a sua mente che è prima che chiude la pelle, dai! Ciao! Ciao Gioia! Ma cosa che anche te stamattina? Ma cabra mia che te la luna storta come il tuo padre? Come fa? Aiga mia la luna storta con la tomate che la dovrò al merasur per fare sulla barba ai suoi clienti. Ma cambia che almeno la lametta, no? No, alla dovrà mocchera. Andate che bel. Ma ne smettila te, mo che la fa, che le più dei 30 anni e sei scusati. Ti avevi portata dopo una volta a fare ferie. Ti dovrà portare a Genova a visitare il cimitero del Stagliere. Ma con tutte le belle città d'arte che è in Italia, perché proprio lei Staglieno è il più bel cimitero che è in tutta Italia alla bene. E poi dopo, a più di ronda cosa va a fare concorrenza o no? e poi dopo poi ci si infili, poi in fronte no, sei nasci con il 2 novembre. E che era cacchè, signor, è diventata un'agenzia di compravendite di urne del cimitero. E a proposito di questo, che la chiamava Giuditta lei, e la mi ha domandato quando ti sta decidendo a cambiare di posto l'urna del suo uomo, perché non che lei adesso, lei ha
magari la più cambiata dei fiumi, va bene. Oh, può lei che la Filomena lei la sa qui quando le morti sto poeron. Aga mia post, come gode dite, in de prima fila, aga mia post, cosa gode pagami? A te porte che in stanza di lei della nostra camera. Libere, se te mi fai chesco, ti mi proprio faccio giù del potere. Ma mamma, se te piaceva a Laura del papà, ma te l'hai sposata fa allora? E cominciate a domandartela anche te, Allora, me la tua mamma, se stai felici per più di 20 anni, e poi dopo... Dopo, cos'è? E poi dopo sei incontrati. Ha parlato Richard G. Col di Crapio. Mi te correranno tutti a te i doni. Ah dai, che doni. Mica tu te qualche difende. La donna ideale non esiste nell'anno. No, è invece che ti sbaglia, perché le donne ideali esistono, e come se esistono. Che esiste mia, adesso deve avere telefono sull'agenda telefonica. Ada Dolores, la tua mamma è una di quelle fonde che ti incontri a Roma una volta a vita. E se ti sei sfortunato anche dopo, ed è per questo che mi dice che di fonde si può fare anche a meno, dai. Sì, fanno a meno. Pensa Dolores che anche la piccola mamma, la madesia sempre, che anche Adamo, in del paradiso terrestre, a un certo punto al essere così che mancare la voce. Magari mia capì cos'è. A un certo punto al sentimenti colore rosa pallido. Dio se ne accorto e gli ha creato la donna e capì bambos. Cosa fosse cos'è? Guarda, Ada Chiara Adamo, quando è venuto in mezzo il colore rosa pallido, allora perché lì a lei la gazzetta dello sport. Mamma, papà, adesso basta, ma è mai possibile che in questa casa si debba sempre parlare dello stesso argomento? E nessuno pensa che solo per un momento che anch'io esisto e non solo il vostro lavoro, ammesso che quello che fate possa essere chiamato lavoro. No. Oh, cosa intendi? Come Laura mi dice che sarà mio granché e che sto su dei colpi. Però che Laura che al dà tante belle soddisfazioni, A me, ma se ricorda via quale, ma a me sono sicuro che Certo, io per tutti sono la scetta del pace Annibale, orso tramonto, ma poi con tutti i nomi che ci sono a disposizione, ma proprio Dolores dovevate chiamare. Lei Dolores. Ma chi volete possa A me mi piace interessare? Elisabetta, lei. Ma chi pensate possa interessare la pace Dolores e la scetta del suo tramonto? Ma te, ma se ti creato tutto ciò cos'è? Ma se ti creato i suoi sentimenti? E comunque, Annibale, se la sta a sé, la colpa è a Roma la donna. No, per carità, la colpa della Che gli esiti, perché li stremesse, che te, che fai ciabà, o Amina, quando te piccinina, te vede sventegata dentro, con la carrozzella, in della camera mortuaria del cimitero. No, altro momento. Cosa è smentegata? Ma che la volta lei, quando sono là con la carrozzella, con la scetta, siccome al fare il della Madonna e me che ne fa il mio mestiere, allora cosa fa? O ciappare la carrozzina e lo metti da lì al bel freschino di camera mortuaria che la sera addormentata pacificamente. E poi dopo ascolta tutto il resto. E so che il mestiere che fa me è mia più di più bella del mondo. Però te, quello che ti dico, a sto mondo, anche il mio più ci insegnare, Sì, però te Annibale, saresti anche la via del peso, E poi ascoltatemi bene, perché io oggi non voglio assolutamente incontrare il signor Carlo Sangatti, perché ha
a me piace mia, alle piccini e vuole anche brutto. Sento, ho giucato, alza la mia tappetta e sta presente la mia tappetta, ma almeno lui interessa mia che è famosa, perché sposerei sempre in domani. Sai Maddalena, la Dolores è una bella e brava zeta e me sono sicuro che domani la troverà un bel murus che la cavlerà bene per le sue qualità e mia per il mestiere che fa il suo padre. E poi, forse te ne capire bene, allora te ripeto, Olneu del dottor Sangalli il mestasso i pale come il mestasso i pale il sonoro e capì ora e poi dopo come conclusione dai aia sapete che va in giro col parrucchino ma se ricorda il mio l'anno passato quando lei gli che in cadro che l'era su mettiti stori assumiamo dove chiurlo che me l'era su e poi dopo per fare il fuoco che era su i piedi cosa la fa? Alla metti su fino alla forfora finta se la giacca che fa Grazie papà, però vedi, il problema è anche un altro. Il fatto è che 2 settimane fa ho conosciuto un ragazzo di Bergamo che si chiama Giulio. ma che bello. Eravamo stati invitati tutte e 2 alla festa per il compleanno del Matteo, ostende Luigi della Rosata. Ma se, il conosce, i suoi nonni, io so 3, le disia già di Papà, dai. Ma allora accetta la gara in te parli da doma di chi la voleva. Vabbè, allora sì cosa fa? Visto che me parli a Roma di chi lavora lì, ando so a fare il mio mestiere. Alla bene. Comunque, buone ocche hai tante anche quando gli è pochi. Era lì alla festa perché è stato portato lì da Giorgio. C'è delle nirene. Ma certo, capisci che è che è la sciura, che è la comprare, che il bel appartamento sul lungo serio, certo, e pensa che non fila dice che la gasò con il padre e il bidet non ce n'era. E ma come dai, che non sembra come le piace poco. Siccome Giorgio è venuto alla festa con quella ragazza francese, quella che aveva conosciuto a maggio Marsiglia, allora ha lasciato lì Giulio un po' in disparte, che non conoscendo nessuno se ne stava lì tutto solo con Pante e me. Allora se ne della ciccerà insieme a mamma, se l'è bella e se l'è simpatica. Che bello. E te pensa che te via di andare che è la festa. Ma allora, perché se ti sembra più stupido? Perché Giulio vuol venire a prendermi stasera qui a casa, perché mi vuol portare a casa sua a Bergamo per farmi conoscere i suoi genitori. Stasera a cena. Ma lo sai, anzi a poco brutto. Sono proprio contenta per te. Ma perché se ti stai preoccupando? Ma da che la nostra? È una cannetta, appena fai da sua anche una magliana e poi dopo. Da come un mestiere che la malagata in credo poi la luna. Anche se ti avrò le dica a Luigi il mare in che amore dare una tirata in piedi. Perché quando le giorni passa la portiera che la porta su al lì, aspetta e la fa sghingare un po' in muro alla sorella. Che lo vedi, svenga come una scala, a me dà fastidio perché. Anche se ti avrò le dica che quando veniva il tuo padre. Perché essere chi vinta il gruppo e mi fa la morte e legge del muso. Chi il papà c'è il del mare in Cuba, va. Adesso mi ha cose di e da se quando io diventa ti diventa anche ma allora ma perché ti sentisse molto ma scusa ma che forse perché andare alle carte cade al cimitero da che pure forse che il tuo amico più impressionante In un certo senso se ne è mamma. una dai non da meno guarda anche dopo io ti ho messo che stasera perché è bello il fosco il posto di
Fatto è, mamma, che con mia dici con Laura che fa il papà. Altrimenti se la sarebbe data a gambe levate con pancia e due cigote. E allora, cosa ti ripeto su cos'è? Che dice? Godici che il papà fa il presare edile. Al passo in ca e poi a Allora sì, col papà che fa l'impresa. E comunque dai, preoccupes mia, che taglierei che prima o dopo, te ci lavori andrà a posto. Te comincia a fare innamorare per benino là. E taglierete quando sarebbe il coach, tenace de tre, a che interesserà più delle voci, da del punto lei, ma che andrà via anche il suocero sotto la morte. Ma adesso però, perché che la cacchesta sì, la gaude someana, che la dell'impresario, mica quella di sopra la morte. Sì, mamma, però bisognerà dire al papà e al nonno dei famiglia di gaffe. Ma nonno, dove è quella lapide? Ma siete tre anni, con che lavora lei? Dove podes? Beh, anche sai, mi hai detto che ti hai mettito bene. Freccia, alle su come la cava, adesso non sei a posto. Ma non domandare, tutte siete tre anni da po' adesso? Perché Daria dove la nuvole no? Ma scusa, ma cosa fai con che ne lavora adesso la spalla? E scambiare la nostra capa per una camera mortuaria? Sai che aria se la fa la finestra? Ma ti domandare cosa fai con che ne lavora adesso la spalla? Se te scambiare la nostra camera per una camera mortuaria? Te, usa bene, a che ne sono io assunte? Ma guarda me la un po'. Ma quella la lapide no? Ah, adesso ho capito. A dove arrivali? Perché anche là ho un carro funebre che gli sfise che cade in tabbia che mi ha sottratto, no? Pronto a partire, pace all'anima sua. Ma ho capito, e cosa dentro la lapide? Siccome sono parenti questo tra la Svizzera, ha preso dei documenti del morto, no? Ma se domani, ma ti sarà sicuramente fatto. Ma mi dica, ma comincerà a finire? Posso dire? Certo che non hai da mangiare su di la Colombia, quei temrati di farinaggio, e dopo come ti detto, due scasolati. Che la roba che l'ha depigliata il messaggero, dov'è le scasolate cose che... Ma quale depigliata? Ma signor, ma dovrei mi darci un minestrucco per preparare le sera? Sì, allora fammi piacere. Portate un atto di formaia e mettere su. Più che senza lì me la mangi mia intera. Mi giuro, prima o dopo una tua foda e ma va bene. E la cacchetta è diventata proprio una cade marci. Ma tu sai dirmi dov'è l'osso occipitale? Ma l'osso cos'è? Occipitale? Ma come signor? Ma dove ti trovi in due? Che nome? L'ho trovato vicino alla buca che ha scavato il papà ieri. E siccome domani devo essere interrogata in scienze sulle ossa del corpo umano, guarda, è perfetto! La mandibola raffrontata con i denti! Se Luisa mi piace l'olè, perché sinceramente, anche se sono abituata a certe lavoro, mi cabe di voce, mi fa sempre una certa impressione. Ma, aspetta un momento. Ma questa che? Alle mie la crava di Canichot, che in grado di mandarsi in Svizzera col carro fuori. Ma signor, ma l'avrà mia mitiglietta in della casa senza la crava, Ma no, mamma, non preoccuparti. Il signore svizzero è a posto.
Ho solo sostituito la sua testa con quella vecchia che mi aveva regalato il papà l'anno scorso. Ma quella via da crapa della povera Gianna, che il papà lì di sotterrà dopo 30 anni perché gli era scaduto il contratto. Ma signora, che mia metti dentro della casa del Svizzera la crapa della Gianna, ma cioè, ma adesso cosa fai? La casa me la sa mossa da fuori, e la cacchè alle proprie manicomio. Ma mamma, ma qua c'è problemi per le volte che si fa. Chi vuole che se ne accorga dello scambio? E poi adesso, avevo già passato anche la mano. Sì, ne ho capito, mi sa che tenta che ci ha passato la mano. Ma da che chi vuole, chi sei famiglia, le mie roba toe. No mamma, cosa hai capito? Intendevo che adesso ci ho preso anche la mano destra del signore svizzero. Ma mi dici che scelta se mia normale, va bene? Te sei proprio la linea stretta del tuo padre. E comunque dai, va bene, domandalo a me a parlare con il professore di scienze. E che dicono che le ore abbiamo bucare la fuoco, te fa portare a scuola gli osti voce. Ma no mamma, non era per il profe di scienze, ma era per quello di tecnica. Ma scusa, ma dico professore, gli darei a fare la gara per vecchi che ha gli osti molto più vecchi. Adesso ti spiego mamma. Allora, il profe di tecnica mi ha chiesto se potevo portargli qualche ossa perché voleva fare una prova. Ah, e che tipo di esperimento si fa? Vedi mamma, non è un esperimento vero e proprio. Voleva calcolare in quanto tempo la profe di lettere sveniva quando apriva il suo armadietto e trovava dentro l'osso. Ma bravo! Ma è chi l'orché che te va a imparare che il Gröling venuto il professore di tecnica? Ah, ma guai a te Luisa, guai a te se domani da capo da scuola gli osti voce. Paga c'ha poi stremesse del genere a che la professoressa delle scienze, è italiano, ma sa confondere infine. Le lettere. Ma dai, che le siamo lì, magra scanada, e poi dopo, se mia che con due stremesse del genere, me la mandina a chiamarlo per trimis. Guai a te, ne? Guai a te se ti effetti dovuti al genere. Ma mamma, scusami ma io adesso cosa ci dico il profe di tecnica? Ah beh, che da dire che assomiglia, ma adesso dico, so che dicono me, e adesso basta, no, basta, perché te da sette, quando mi dicono alle che poi basta, e adesso fino alle aste gli altri. Dai Cesco, ti sa che mi sperdo. A me dispiace che per le mie data l'udienza perché a Godendà a finire fuori di mestieri urgenti e dopo Godendà sono più per via di carte di Svizzera che vuole preparare. Vabbè, chi vale 700 paghe è il mio problema, ma per parlare anche stasera. A dia per circa la tomba della mia suocera che è morta stamattina. Ah sì? Sentite almeno ingresso e dai che sente so che il segretario gli spetterà un dai. E insomma te, alle mai finita. Ogni tanto bisogna trovare anche te a vale in Sicani, alle la quarta prima la mia suocera, dopo la mia tua mamma, dopo il mio padre e adesso la mia suocera. Caro, la vita lei se cosa fa? A me il piacere e che il forno. Ma dai, il certo che è giusto più intera. A te per dire alta uso? Il certo che è giusto più intera. Ma che c'è scoperto? Tanto a me mi aveva e so che oltre la messa a preferire è del suo al bar piuttosto che alla mercato, però non so che ti dico, ogni tanto a me gli chiedo trovare da sé nella età alle come non rende che gira
fino a qua dolore, fino a qua disgrazia. Che capita a te? E Marco, a proposito, ma siete o tuo fratello che muore? Mia fratello, e poi dopo me, sulla morte, con gli idee chiare. E cioè? Sono contrario ed eventualmente quando sarà il mio momento già cosa ho deciso che cosa fare. E cosa sarà? Cosa avrete deciso se le leggi così? Ma se può cromare? Ah, certo! Questo che se fa cromare, il servino c'ha pa mia rose. Astis crema mia croma. Annibale, sa c'è la colpa un po' del tipo. Perché la sua poi sei rito, ma tre pilati un po' per via della mia suocera, ma per fortuna l'abbiano sarà soioso. Ma no, ma fra intendermi, dice per fortuna per lei, te la guerra 92 anni, e poi te, Dio, te mai era per lei per lei. Ah sì, per fortuna, certo. Comunque te, sbagli o era mia simpatica la tua suocera? O no, come se sbagli? No, Annibale, parlando di io, era effettivamente invadente. Te se mi cosa la faccio la verità.